prostituzione è sempre esistita in tutti i luoghi del mondo ed esiste attualmente in tutti i luoghi del mondo. Ce ne sono alcuni, secondo me civili, che hanno capito che non possono eliminarla e che la stanno gestendo. L'Austria è l'esempio migliore secondo me da questo punto di vista, perché loro semplicemente non le hanno inventate le prostitute, le hanno tolte dalle strade e le hanno messe dentro a delle strutture controllate, dove non si può sgarrare, dove non ci sono i protettori, dove le ragazze non vengono sfruttate, dove non si ammalano di Covid e poi lo propagano. Pazienza ai clienti che magari se la cercano, ma per loro stesse che sono vittime inconsapevoli, e per i familiari dei clienti che poi vengono contagiati da questi che hanno queste abitudini. Cioè, secondo me è del tutto demenziale continuare con questo meccanismo. La legge Merlin doveva togliere la prostituzione. Da quando sono 60 anni passati, è dilagata sta faccenda. Bisogna trovare dei meccanismi. Io ho fatto anche un video, sono andato per le strade di Vicenza, ce ne sono una valanga che poi per strada, poveracce, adesso risparmio le scene più brutte, non racconto nulla, ma l'alternativa è le lasciamo lì dentro, sì, in queste strade, facciamo in modo che siano in balia di chiunque, che rischino personalmente anche la vita di essere picchiate, eccetera, eccetera. Dentro a queste strutture non si sgarra, perché l'autorità austriaca, se qualcuno sgarra, chiude la struttura, non si discute, quindi lì funziona tutto perfettamente. Se c'è un po' di autorità, è quella l'alternativa. Io non voglio confrontarmi con quelli che dicono ma allora ci arrendiamo. La resa è quella dello Stato italiano, che tollera da 60 anni questo meccanismo che è assolutamente perverso. Il caso Covid l'ha fatto riesplodere, ripeto. Ci sono cronache, ormai lo sappiamo tutti, queste ragazze vengono addirittura drogate con la cocaina per farle lavorare di più, sono sfruttate in tutti i modi possibili e immaginabili, devono stare in strada col freddo a -10 o col caldo a +40 in tutti i giorni dell'anno. Se la civiltà è questa, per carità, io non la penso così. In Austria sono riusciti a togliere le prostitute anche dalle strade italiane di confine, perché non riescono a lavorare sulle strade. E questo è il meccanismo. Se no voglio una proposta che non sia la demagogica così non va bene, lo Stato si arrende, perché questa è solo demagogia. Io voglio una proposta alternativa che governi il fenomeno meglio di come viene governato in Austria, non chiacchiere vane.